Tirare la cinghia è ormai l'imperativo categorico che domina la quotidianità anche nella maggior parte delle famiglie agrigentini. La crisi economica c'è, è pesante, continua a farsi sentire. E così anche nel territorio agrigentino, come d'altronde nel resto d'Italia, i dati Istat sentenziano la deflazione non è uno spettro, ma una triste e drammatica realtà che il paese aveva vissuto già nel lontano 59. Crollano i prezzi e i consumi, un territorio, quello nostro, in ginocchio che fatica a risollevarsi, anche perché deve scontare altri deficit. La radiografia che emerge insomma non fa dormire sonni tranquilli e gli agrigentini ne sono consapevoli e preoccupati. Si parla tanto di questa crisi ma non si fa niente per mettere in atto delle misure proprio politiche. Da dove si deve ripartire secondo lei? Dai deputati, da eliminare tipo i costi della politica, anche comunali, regionali, provinciali, da lì. Sta succedendo quello che sta succedendo, purtroppo che dobbiamo fare? La soluzione bisogna trovarla a livello politico nazionale e si spera che queste soluzioni che si stanno approntando al più presto portino qualche risultato, altrimenti dobbiamo adeguarci a una situazione un po' bruttina da qui ai tempi a venire. Cioè non cambia mai niente, vogliamo fare sempre, ci lamentiamo dei politici, di chi ci governa, di chi cambiano i governi ma non cambia mai niente. La nostra situazione resta sempre quella che è, per noi non cambia niente, lottiamo qua ormai ogni giorno, siamo diventati tutti dei ragionieri, a casa mia siamo tutti dei ragionieri, facciamo dei conti già dal primo del mese per arrivare a fine mese perché è difficile, è tutto difficile. Cosa si può fare non lo so. Il carrello degli italiani è sempre più vuoto? Sì, sicuramente, si nota tantissimo. Cercano sempre gli sconti e acquistano solo lo stretto necessario. Da dove si deve ripartire? Una domanda difficilissima, guarda, non saprei dirtelo. Secondo me proprio dalla politica, dall'alto. È una situazione che perdura da tempo, chi ha i soldi continua ad averli, soprattutto patrimoni immobiliari, e chi invece ha sempre arrancato, arranca ancora. Va sempre peggio praticamente. Da dove si deve ripartire? Da zero.